Paolo Gamba, 61 anni, agente di assicurazioni, si candida a sindaco della città di Belluno con il sostegno di 3 liste civiche di centrodestra per portare avanti un progetto politico nato 2 anni fa con l'obiettivo di dare una svolta alla città. Ecco le ragioni che l'hanno portato a scendere in campo. Un motivo sicuramente perché io amo la mia città, un secondo motivo è perché vorrei che la mia città vivesse e un terzo motivo è che vorrei che questa città, che è capoluogo di provincia, diventasse la capitale delle Dolomiti. Pronto a fare il sindaco a tempo pieno, Gamba ha ben chiare le priorità per quel lavoro che significa amministrare la città di Belluno. Sicuramente dobbiamo rilanciare il turismo, che da noi manca, sicuramente bisogna pensare ai giovani e in un secondo momento e anche in maniera preponderante bisogna rilanciare tutto quello che è il territorio e l'ambiente. Le 3 civiche che lo sostengono, Belluno è di tutti, Obiettivo Belluno e Patto Belluno Dolomiti, sono tutte costituite, tiene a precisare l'aspirante primo cittadino, da bellunesi. Sono 3 liste civiche con 74 candidati, i quali stanno lavorando veramente intensamente per arrivare a vincere questa campagna elettorale. Lo slogan è quello di una scelta d'amore per la propria città. Il mio slogan è amare la mia città e volere che questa città diventi veramente leader a livello provinciale.